Il Veneto riapre tutto, o quasi. Il presidente Luca Zaia annuncia una nuova ordinanza che permette la ripartenza di molti settori. Nella lista delle attività economiche, sociali e ricreative che potranno ripartire ci sono i noleggi di auto e bici, gli informatori del farmaco, le aree giochi per bambini, i circoli culturali e ricreativi, la formazione professionale, i parchi tematici e di divertimento, le guide turistiche e le professioni della montagna. In quest'ottica tutto il comparto turistico veneto è pronto a rimettersi in marcia. Capito dall'impostazione dell'ordinanza che noi stiamo preparando la culla per il neonato. Cioè, noi non abbiamo abdicato al ruolo turistico del Veneto, ma per far turismo ci vuole tutto il corredo che è rappresentato dagli alberghi, dall'offerta ovviamente ricettiva, ma anche da una serie di servizi che sono il parco acquatico, che sono le attività delle guide turistiche e quant'altro. Insomma, ci stiamo attrezzando, mettiamo in moto i motori al minimo, ma poi andranno a regime. Io immagino nel giro di una settimana, 10 giorni, saremo già, diciamo, a buon regime.